Credo che sia stato però un lavoro utile, perché questo è un lavoro che ci consente di partire adesso come Consiglio, come Giunta eccetera, per adottare le contromisure che consentono al Veneto di avere e di procurarsi quelle risorse che sono essenziali e che sono strategiche per il rilancio e la ripresa economica della nostra regione, perché parliamo di cifre che sono rilevantissime, 90 miliardi di euro. Buona parte di questi soldi dedicati alla ricerca e all'innovazione, bene sarebbe criminale non utilizzare questi fondi per dare respiro e ossigeno all'economia veneta. Lei ha parlato di 3 azioni in particolari, quali? La prima azione è quella di dotare il nostro ufficio di Bruxelles di una capacità di intervenire, di intercettare quei bandi che sono utili e che sono calzanti con la nostra specifica realtà veneta. La seconda è quella di organizzare il lavoro della Regione Veneto in quanto come Consiglio e come Giunta al fine di poter sensibilizzare le categorie economiche ad utilizzare questi fondi. Il terzo è essere in grado di esercitare un'azione politica in maniera che i bandi vengano fatti anche sulla base di quelle che sono le esigenze del nostro Paese e della nostra regione in particolare. Questo lo stanno già facendo altri paesi, noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. C'è ancora tempo, ce la facciamo? Certo che c'è ancora tempo, noi adesso stiamo discutendo, dovremmo cominciare a discutere il nuovo programma 2014-2020, bisogna essere attrezzati per affrontarlo come si deve e non per collocarci all'ultimo posto come siamo adesso.